Eccoci con il presidente Antonio Tarlà. Abbiamo perso 3-2 proprio all'ultimo secondo della partita, dopo aver mancato noi 2 volte i 3-2. Partita veramente sfortunata, anche se c'è da dire che il San Gaetano è andato sempre per primo in vantaggio e noi abbiamo rincorso. Però il momento era difficile, la nostra prima sconfitta, c'è stato anche il cambio di allenatore. Di tutto questo cosa vogliamo dire? Ma innanzitutto voglio ringraziare il vecchio allenatore, quindi fare un grazie per quello che ha fatto a Giancarlo Maggio. Secondo, non mi è mai capitato di ricevere le dimissioni il lunedì dopo la partita di un allenatore, quindi noi abbiamo dovuto cercare un allenatore nell'arco di 2 o 3 giorni, uno che fosse disponibile e fosse all'altezza. Difatti questo allenatore ha firmato il contratto giovedì, quindi ha fatto solo un allenamento di venerdì. Quindi tutte le dietrologie, tutte le cose, questa è la realtà. Perciò Veneto Gol che ha scritto esonero ha toppato? Assolutamente, anche perché ha firmato delle dimissioni, per cui era una persona sul lato umano grandissimo, perché poi io lo conosco anche come amico. Purtroppo secondo me sentiva moltissimo le partite e quindi si era creato magari si era formato una sua decisione. Quindi andare avanti, abbiamo cercato un allenatore per cercare anche uno che potesse continuare questo progetto, che è quello di stare diciamo di andare avanti, ecco, su questa. Sui playoff. Sono un po' dispiaciuto, ecco, non trovo le parole, perché questo 3-2 all'ultimo momento, dopo che abbiamo, come hai detto, avuto 2 occasioni con Mazzarella e Vazzoler, sono un po' amareggiato, però dobbiamo andare avanti. Il Portogruaro è il Portogruaro, sento voci a destra e a sinistra, è sempre qua in promozione e cercheremo di fare il nostro meglio con le nostre possibilità. Sì, da dire, insomma, questa è la prima partita del mister Bruno Gava, certamente se il risultato fosse stato diverso era meglio, ma insomma è appena arrivato, perciò bisogna dargli anche il tempo di conoscere la squadra. Non credo che non conoscesse neanche il nome dei giocatori. Sì, nonostante tutto, insomma, si poteva portare a casa il pareggio, sarebbe stato anche forse il risultato più equo. Sì. Domenica abbiamo il 90 in casa, si ricomincia, il nostro obiettivo, lo diciamo, è playoff, nessuno vuole o pretende che si vinca il campionato, questo lo diciamo chiaramente. Ma ci sono, come ho detto anche già in una primissima intervista, ci sono 2 compagini che fanno un investimento che è più del doppio di quello che facciamo noi, quindi è anche altissimo per un campionato di promozione, quindi non lo so. Parlano molto di che c'è la possibilità che il Portogruaro Calcio abbia diciamo, ci sia una cordata dietro che possa questo è fantacalcio, insomma, sono le cose che si dicono al bar. Ultima domanda, il direttore sportivo Giorgio Rizzetto, con questo cambio di allenatore, il direttore sportivo è tutto come prima e il resto, insomma? Certo, anche l'allenatore che è venuto, che voleva, diciamo, 2 persone con lui, e ha accettato il preparatore atletico e il preparatore dei portieri nostro. Quindi è venuto, è entrato, diciamo, io almeno l'ho visto, in umiltà, punta di piedi, però ha fatto un unico allenamento, cioè sì. È difficilissimo. Sì, comunque, quello dice... che mi piace della squadra è che noi siamo andati in svantaggio e ha recuperato sempre. Bene, allora appuntamento al Mecchia contro il 90, insomma diamo tempo a questo Portogruaro di tirarsi su da questo momento difficile, standogli vicino. Io sto facendo queste interviste e abbiamo perso oggi, quindi è facile fare le interviste quando si vince. Bene, ciao, grazie.